78 Nurri, dice lo razzo che hanno davanti. Ecco che sfila il gruppo di Nurri e poi la banda musicale di cui vi giungono gli echi delle note, una marcetta sembra che si presta per un'occasione del genere. Poi i fedeli e poi vedete, dopo il parroco Don Silvio e un folto gruppo di fedeli che li seguono. Adesso si andrà in chiesa, si assisterà a una breve funzione, poi nel piazzale di chiesa si esibiranno i gruppi folcloristici che sono appena transitati. Sul tardi di sera si potrà ballare al suono del complesso Rogers, vero? Complesso Rogers. Così. E più tardi verranno anche assegnati i premi, le coppe, le targhe eccetera ai vincitori. Il vincitore delle 2 gare di mezzo fondo che sono state disputate oggi e alla banda musicale. Vedete quante persone stanno, tanti fedeli seguivano, sono in processione, seguivano il santo. Alcuni sono venuti proprio dalla chiesa in campagna, altri hanno aspettato il santo all'altezza dello scalo ferroviario nel passaggio a livello e altri magari proprio all'ingresso del paese, ma tutti quanti sono poi venuti qua per dimostrare così la loro devozione a Sant'Antonio da Padova. Continuano a sfilare i fedeli che stanno recandosi in chiesa. E la retroguardia è composta, vedete la gente, le persone che ci sono nella piazzetta della Sagrappa e nel Corso d'Italia, vicino